suo lavoro si occupa anche di appartamenti. Sì, certo. Allora lei saprà se c'è un appartamento da affittare. Ma a quest'ora? Ma dove vuole che vada? Senta, ma lei non ha degli amici, dei parenti? No, nessuno. E allora vada dalle suore, mi scusi. Non mi prenda in giro, non è divertente, mi aiuti per favore. Adesso le dico esattamente che cosa sto cercando. Io sto cercando un appartamento moderno, ammobiliato, più o meno come questo, piccolino, solo all'ultimo piano, più in alto che si può. No, me ne mette nessuno, Ho no. comprato tutte queste riviste per leggere gli annunci e le assicuro che non ne ho trovato uno, oppure a dei prezzi. Guardi, questo non è un buon motivo per restare qui. Ma lei cosa farebbe al mio posto? Io andrei in albergo. Ma io ho paura degli alberghi. Chiudo gli occhi quando ci passo davanti. Preferisco dormire sotto un ponte o in una chiesa. E allora vada a dormire dove vuole, ma non qui, eh? Senta, signorina, io non le sto parlando con violenza, né con brutalità, infatti come vede io sono un buono, gentile, naturale, anche simpatico naturale mi sembra, no? E che ne sa lei? Come che ne so? La gente mi chiede in continuazione informazioni per la strada, almeno una volta al giorno, sa? Stranieri compresi. E poi tutti i mendicanti, i barboni, i questuanti, tutti quelli si rivolgono istintivamente a me, sì, perché io sono simpatico, o perlomeno io mi sento così. Se posso fare un favore a qualcuno, io ne sono felice, ha capito? È la verità? Sì, certo che è la verità. Posso farla felice? Ah sì? Come? Faccia un favore a me. Quale? Mi faccia restare qui ancora un po'? Ma io le ho chiesto di andarsene, ma non sono stato abbastanza chiaro. Lei non vuole dire adesso subito, Senta, signorina, io stasera esco con un mio amico, il mio socio. Michel? Sì, Ah, andiamo a cena fuori con due donne. Sì? E poi dopo, molto probabilmente, andremo a bere qualcosa, da qualche parte, magari anche a ballare, no? E allora ne avrete per almeno 2 ore. Senta, mi ascolti. E dopo, è molto probabile che io torni qui a casa con una di quelle due. Quale? Ma non lo so quale! Come si chiama? Ma non lo so come si chiama! Va bene. E non è possibile che tornando qui a casa noi la troviamo qui. Perché? Ma come perché? Io glielo spiegherei, le direi che sono venuta qui per cercare il signor Ferraro. Senta, come si chiama lei? Il mio nome non ha importanza. Non faccia finta di essere più stupida di quello che è. Io non sono stupido, ho capito bene, lei vuole portarsi qui una di quelle 2 donne. E se per caso mi trovate qui, questa magari se ne va, capito giusto? Giusto, sì. Farei anch'io la stessa cosa. Cioè? Solo che lei non mi troverà. Vuole scommettere? No. Io mi nascondo, lei non mi troverà. Ma qui non c'è nessun posto dove nascondersi. Quando scommettiamo? Non scommettiamo un cazzo! Io le ho detto di andarsene, avanti, forza. Prenda tutti i suoi vestiti, le sue riviste, li infili nella valigia ed esca via di qui, le do 3 minuti, si muova?